sindaco si rinnova il ruolo da presidente di ANCI. Sì, ringrazio davvero la comunità dei sindaci del Veneto, la famiglia di ANCI Veneto, perché sono stati 5 anni decisamente impegnativi. Vedere rinnovata la fiducia nei miei confronti all'unanimità è un motivo di grande orgoglio ed è una responsabilità, perché oggi rappresento dei sindaci davvero straordinari, lo dicono i bilanci, lo dicono i numeri, non ci sono comuni in dissesto finanziario, siamo tra le pochissime regioni ad essere totalmente virtuose, quindi segno evidente che c'è una filosofia amministrativa e politica importante in modo assolutamente trasversale, però per me è davvero un grande orgoglio rappresentare tutta questa qualità. C'è un messaggio forte sul virtuosismo castigato in Italia e penalizzato, mi pare di capire. Si parla sempre di questione settentrionale di Mezzogiorno. Io, da rappresentante dei sindaci del Veneto, ho aperto una questione settentrione, nel senso che siamo arrivati a un punto dove, se dovessero arrivare ulteriori tagli, saremo costretti a tagliare i servizi ai nostri cittadini, quindi è una vera e propria emergenza. Noi dobbiamo rispondere alle nostre comunità, noi dobbiamo garantire le strade in ordine, le strade illuminate, i servizi alle scuole, i servizi ai bambini, e quindi ho aperto una questione settentrionale dove le nostre comunità hanno delle esigenze e noi a quelle dobbiamo rispondere. Per far questo abbiamo bisogno di fondi, non di tagli, e quindi porterò avanti le istanze del territorio insieme a questo esercito di sindaci che sa bene interpretare quelli che sono i bisogni delle persone. Posso chiedere la chiusa del suo discorso? Sembrava quasi un'apertura, un impegno trasversale politico, ci sono le regionali l'anno prossimo, questa dimensione politica che parte da chi fa amministrazione in prima linea. Ma in realtà, ha un vice che possa mai anche questo... In realtà la prospettiva è oggi pomeriggio, perché noi sindaci, finito la celebrazione dell'assemblea, torniamo in trincea a servire la nostra comunità. Ce lo chiedono i nostri cittadini, una mentalità trasversale, responsabile, costruttiva, seria, onesta, e credo che dei sindaci si possa imparare molto. Io in questi 5 anni ho imparato tantissimo e credo che chi ha nel DNA lo spirito di servizio dei sindaci possa ricoprire nel migliore dei modi anche altri ruoli. Forse la politica oggi deve tornare ad ispirarsi ai sindaci, lo dicevano prima negli interventi, noi siamo la ruota del carro più vicina alla comunità. Ecco, io credo che quella ruota del carro sia la più importante, quella che tiene la direzione e tiene la barra dritta. Quindi abbiamo bisogno di essere sostenuti e ci mettiamo a disposizione per qualsiasi tipo di progetto, purché metta al centro i cittadini e le loro esigenze. La sua squadra, il suo vicepresidente, da dove nasce questa scelta? Ma ho ringraziato le segreterie di partito, perché sono state settimane di confronto e di dialogo. Siamo arrivati a questa squadra che mi è stata proposta dalle segreterie, dei vari partiti, e che sono sindaci di assoluto livello, con grande competenza e rappresentativi del loro territorio, quindi non vedo l'ora di cominciare. Fatemi ringraziare ovviamente l'ufficio di presidenza uscente, che in parte si ripresenta anche in questo secondo mandato, ma poi voglio ringraziare davvero tutta la squadra di ANCI Veneto, a partire dal direttore Carlo Rapicavoli, dal direttore di ANCI SA Enzo Muoio, e tutti i dipendenti di ANCI, perché sono davvero straordinari. Quando arrivano le risposte il merito è loro, se a volte mancano la colpa è mia.